un importante convegno oggi da parte dell'Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici della scuola. Si discute anche della figura del dirigente scolastico di un istituto come manager e quindi in quale prospettiva, come si evolve oggi la scuola, una scuola che vede sempre il ruolo più di azienda. Abbiamo voluto centrare questo seminario di formazione sul tema delle responsabilità del dirigente scolastico sul piano soprattutto giuridico-amministrativo, perché la complessità è tale che richiede alle scuole di adeguarsi a tutta una serie di problematiche. Tratteremo infatti nel nostro seminario gli aspetti legati alla privacy, alla trasparenza amministrativa, ovviamente senza perdere di vista quelle che sono le responsabilità di natura educativa e culturale che la scuola deve ovviamente esercitare. Il dirigente è sempre più chiamato a fronteggiare aspetti di questa natura e la formazione, noi crediamo che l'Associazione Nazionale dei Dirigenti Pubblici debba garantire anche una formazione adeguata ai propri dirigenti per metterli nelle condizioni di accogliere e vincere le sfide che la società complessa continua a presentare. Oggi c'è il Presidente nazionale Giannelli e ci sono degli esperti di Italia Scuola che ci danno una mano in questa direzione e noi speriamo che questa sia un'occasione anche per condividere un po' di preoccupazioni ma anche un po' più di certezze con le quali misurarci con le attività quotidiane. Diciamo che la scuola non è un'azienda, quindi dobbiamo partire dal fatto che dei meccanismi e dell'organizzazione aziendale noi vogliamo prendere il meglio, e cioè quelle regole che servono a rendere più efficiente il sistema. Naturalmente il nostro obiettivo non è il lucro, ma la qualità del servizio pubblico che dobbiamo offrire ai nostri alunni e ai nostri ragazzi, e questo è tanto più importante nelle regioni del Meridione quanto più c'è necessità di recuperare un gap con le scuole del Nord. Il nuovo governo ha cambiato, ha modificato la dicitura Ministero dell'Istruzione e del merito. Una sua valutazione su questa decisione? Ma guardi, il merito è un concetto costituzionale. Se noi andiamo a leggere l'articolo 34 della Costituzione c'è scritto espressamente che il sistema scolastico deve garantire ai più capaci e meritevoli di arrivare ai più elevati livelli di istruzione, anche con l'introduzione di sistemi di borse di studio che nel nostro Paese purtroppo non ci sono mai stati. Quindi io sono assolutamente favorevole all'idea del merito. Non bisogna confondere il merito dell'alunno, cioè l'impegno in quello che fa, con il fatto che magari provenendo da una condizione sociale più vantaggiosa possa ottenere risultati migliori. Sono due concetti completamente diversi e quindi la scuola e i docenti sanno distinguere tra l'impegno dovuto al lavoro del ragazzo e invece quello che discende inevitabilmente dalla condizione più agiata. Ecco, spesso vediamo che le scuole sono intasate da norme, mi riferisco anche ai supplenti, ai docenti, insomma c'è un po' di confusione. Come dirigente scolastico cosa auspica lei e cosa chiederebbe al nuovo governo per migliorare un po' l'efficienza della scuola stessa? Sicuramente bisogna rimuovere un po' di quei vincoli burocratici che soffocano le scuole e non consentono di esprimersi al meglio. Io credo che si debba andare in una direzione in cui al dirigente vengono assegnati dei poteri, vengono assegnate delle risorse e poi il dirigente viene valutato per quelli che sono i risultati di apprendimento degli alunni. In questo sostengo da tempo l'idea che siano le scuole stesse ad assumere il personale e faccio una riflessione. In questi giorni è uscito un rapporto per cui ormai un quarto di tutti i docenti è costituito da precari, quindi noi stiamo aumentando sempre di più la quota di precari. Non ho nulla contro i precari naturalmente, però bisogna da un lato valutarne le competenze perché gli affidiamo i nostri ragazzi e dall'altro bisogna dare stabilità e continuità didattica, tutte caratteristiche che non vengono assicurate dall'attuale sistema e quindi è necessario cambiarlo. Un'ultima domanda, ecco, spesso mi consta che insomma anche nel nostro territorio un dirigente scolastico debba gestire 8-9 plessi. Ecco, secondo lei questo non va a discapito stesso della didattica di una scuola, di un plesso secondario che prima aveva una sua autonomia, ora è un po', diciamo, relegato a una struttura un po' periferica? Il dirigente scolastico non può, diciamo, controllare attentamente 8-9 plessi. Allora bisogna fare almeno un paio di riflessioni. Innanzitutto c'è un tema legato alla denatalità e al decremento demografico che è ineludibile, cioè dobbiamo renderci
renderci conto del fatto che i piccoli centri, i piccoli paesi si stanno sempre di più svuotando e quindi la tendenza a creare scuole sempre più diffuse è inevitabile. Dall'altro dobbiamo contrastarla come? Io non credo che la cosa migliore sia avere un preside che sta lì fisso per controllare magari 2, 3, 4 classi, questo non è concepibile. Dobbiamo andare verso un'organizzazione in cui ci siano delle figure intermedie, noi lo chiamiamo middle management, quindi l'introduzione di una figura di quadro tra il dirigente e gli altri docenti in modo da mettere questo a presidio di piccole realtà, quindi una sorta di mini preside, una sorta di piccolo preside che poi risponda al vero dirigente scolastico. Credo che questo sistema sarebbe molto più efficiente e quindi auspico che questo governo voglia incamminarsi su questa direzione. Quest'anno si ritorna al post-Covid, insomma la normalità anche negli esami, nella gestione è diversa. Come valuta questa situazione? È positivo il fatto che ci possiamo considerare usciti dall'emergenza Covid, quindi è abbastanza normale, fisiologico che si torni alle regole ordinarie. Ricordo che c'è l'eccezione sul PCTO, per cui gli alunni che non sono riusciti a frequentare tutte le ore di PCTO, alternanza come la vogliamo chiamare, potranno comunque sostenere gli esami di Stato, mi sembra una deroga assolutamente dovuta. Oggi con la NP viviamo un importante momento di formazione dedicato alle responsabilità del dirigente scolastico e a tematiche di grande attualità quali la privacy, la trasparenza amministrativa, la gestione del contenzioso. È un'importante giornata di formazione che conferma l'impegno della NP, un profondo impegno culturale nel promuovere innovazione e miglioramento nelle politiche educative del nostro Paese, con uno sguardo attento alla dimensione europea.